Signori, ma già c'era una cosa. Avesse venuto papà? No, non c'è paura, sta dentro scrivendo. Carmen, fa spia. Non vi preoccupate, signorina. E che si tratta? Oggi vista Don Policiello. Pure l'ha già vista. Quanta sicci, c'è stata manzina. State zitta e fammi sentire. L'è passata la malattia. Tu come l'hai vista? Per me non arriva di mano. Sta uscendo malaurio, vire se sta zitta. Dimmi. Ecco qua. Voi mi avete mandato a dare carta per vedere se avessero pronti. Sì. E mi ha detto che rimaneva poco. Brava. A tornare mi è venuto innanzi Don Felice. I perenneri però sono rimaste sale. Ma che verità, si è fatta assai così. Ma la giurite che non ce la fa. Mo' mi viene a scarpa in faccia se non ti stai zitta. Vire se la fa parlare. Continua. La prima cosa che mi ha dimandata è stata: Virginia, come sta? Poverella. Sta buona la geritta. E voi come state? E ci stava bisogno di non nare. Senti, vattene alla fare i servizi, hai capito? Marita, stamattina per grazie al cielo mi sono sussuto un po'. Tutto questo tempo che è passato, oggi pensate sempre a Virginia mia. Invece di pensare a salute a soia. Va, Di quanto è seccante. Se ne chiude. chissà, se pure sta pensata a me. E tu che mi hai risposto? E che l'aveva rispondere, che è? Ah. La geritta, Don Felice, ma voi che dicite? La signorina va bene assai, non si può scordare, vuia, che anni sempre. E non la geritta bucia. Allora, Maritta, grazie con queste parole mai consolata. Fammi piacere. Dallo staletto. Ma no, mi ha mandato una lettera. Vedete che ci sta scritto? Mia vita, mia speranza, mio tesoro. Per me tal sei, e se te perdo moro, quanto è caro. Fa sempre poesia. Lei, ma io, avesse venuto con corona. Signori, non vi preoccupate, ma ci pensi, voi lì. Tu stai nata foto. Già finì, non me ne importa niente. Mettete là che vi resti bello Ma fatto. tu vuoi come andare Non sempre? ti permettere di parlare. Mettete là. Ti fa sempre che le Vieni. Sono stato 20 giorni senza vederti. 20 giorni che mi sono sembrati 20 anni. Ho avuto una forte malattia che mi ha fatto molto soffrire. Ma grazie a Dio sto bene. Oggi però è la tua festa ed io non posso venire perché tengo le scarpe rotte ed un cappello indecente. Come vuoi che mi presenti in casa tua? Sono costretto di stare a casa a piangere a calde lacrime. Sempre tuo eterno amante, Felice Sussammo. Signori, e perché chiagnite, mo? E chiagnasi. E non so manchi perché. Mannaggia mala sorte. Ma perché ha avuto nascere così disperata? E perché non sono nata disperata pure No, io? signori, allora era peggio. A un'iva disperazione e disperazione, che faceva? Sentite a me, la stata facile che vote è cosa più difficile a succedere, lo so succedere. Ma ci vuole essere solo un Tu, miracolo. No. La sasta. Mo aveva ragione essa. Che sta cosa non potrebbe mai succedere. Chi la papà sta tanto infanatichita che mi fa sposare per forza la marchesa. Eppure la sorella aveva piacere. Insomma, nanni hanno combinato tutte cose. Non voglio mai uscire papà Vanessa a sapere che io faccio amore con Felice. Chi la sarebbe capace di chiudermi la volta in collegio? È tanto fanatica per la nobiltà. Signori, ma recitemi una cosa. Come conosciste Vasto Don Felice? Fu io quando mi detto ma salirmi 6 mesi fa. Papà gli aveva trovato un maestro di calligrafia per mi far perfezionare il carattere. E si presentai in una appena oretto mi faceva una tale impressione che non ti può credere. Per forza, si stava già combinando con mamma. Niente affatto, ero bello come sola.
qualcosa a bocca. Ti metti a parlare. Signori, ma io vi voglio tanto bene. E che sta catena bocca aperta? Vabbè. Guarda che Ma intanto con mamma fa, con mangia fa. Io stasera l'avrei voluto incontrare. Ma pare un secolo che non lo vedo. E tenete ragione, ma quando chi lo poverello non tiene né le scarpe né le capelli, come ha da fare? Come ha da fare? Povera amore mio. Poverella. Aspetta. Ci ho fatto la pensata. Io tengo certi soldi a sti fatta. Mo c'è il porto e ci dice che non si è accattare. Oh, signori, il denaro non sta bene, si può riapigliare collera. Ma che mortificazione le volete dare a chi lo povero giovane? Hai ragione, no. Si può mortificare. Non sta bene. Allora sai che vuoi fare? Mo te donga a te e ci vai a cattare e ci porto con una lettera mia. E cosa c'è a misura le scarpe e due capelli? Nanni, e che ci vuoi? Fai a occhio, Fai a occhio. Hai visto la scena? Andiamo a pigliare sti soldi. Grazie. Ah, uomo, che non si fa per buio. A chi ballon, dammi quello che mi arai, capite? Ma se caso c'è la buina, oggi faccio me capriolo, oggi candele, capite? Faccio me capriolo. Tu mi fai passare nuoi a me oggi. No, signore, papà, non lo aspetta. Con lo scenario senza che a lui. A te ti spetta mezza mesata, 8 lire e mezzo. Gesù, e la 8 lire e mezzo. Non ti spetta. Tu si scordate che la settimana passata hai rotto un servizio di tazze di porcellana nuovo? Ma che è stata una disgrazia. Tagliagli tu No, anche. signore, fu colpa sua, issa la papà. Ma io tu state zitta che la rava capa a te, come capite voi? E poi non è stata colpa mia. Ah, ne? Sono state tazze, non sono state buciate. Sì, perché se ti ricordi, quando la signorina Virginia si stava facendo colazione, fosse proprio tu che dicesti quando la caretta la tazza a mano non si rubetta. Ti ricordi? Dicesti, ma sti tazze sono i ferri. E proprio in mano a me sapeva una roba. Che può fare? E poi lavoriamo per il padrone. Ah. Si capisce? Perché issa viene accusata da cristalliera, mi chiama i pressa, dice Pulcinella, che ti vado aspettato in un momento, mo vengo. Ma che stai dicendo, mo vengo, quando io ti chiamo, lascia tutto e corri da me. E dice capo a me, è issa che mi sta comandando. La stai a condire che tazza terra è corretta a lui. Potevi mai immaginare che si rompeva. Vedi un poco come se avesse tenuto una punzata a mano. Come se avesse tenuto una forchetta, ma... Forse vuoi chiacchierare, sai? Te sta zitta! La volete farmi una tutta e due. La mamma sa, io non posso perdere 8 lire e mezzo. E che so? Quello era un servizio che costava almeno 30 franchi. Nuovo! Ma chi l'era usato? La pigliata con un sopra. La pigliate con una giacchetta. E poi mo c'è sta certa gente che i servizi ti fanno per poco e niente. Non ce n'è, basta. Io senza ordine del padrone non posso fare niente perché le tazze furono rotte. Non potevo fare niente, mio caro. Ma tu stai rimazzata anche me la volta, ti sta zitta, capite? Che te la paga A che era via, capo? a te chi lo tu sei pata. Quale patata? Le vedo una mia volta. Ma che tutte e due? Sta zitta. Ma non Ma volete fare Luca? Sono lui che mi stanno mettendo che in spalla un bacio muro. Intanto ti fate scendere un padrone, non c'è niente voi. Chi la diventa un diavolo quando non si scende a piso. Hai capito? Sei contento? Sei contento? Oh no! Che sono questi sgridi in casa mia? Vi saluto, eccellenza. Ah no, Indietro, fatevi indietro. Perché vi contrastate? Eccellenza, vi da sapere che E che c'entri tu? Queste sono cose da uomini. Vai a pulire la sala, cammina. Scusate. Eccellenza, chi su coveri da Una alla volta. E poi ricordatevi che quando siete alla presenza del barone vostro padrone non dovete alluccare. Parlate un tuono sotto. chi lo tiene tu? Vuoi? Che cosa? O tuono sotto chi? Sta zitta! Avanti Achille, parla tu, che è successo? Eccellenza, dovete sapere che questo qua, vedete, la settimana passata ha rotto un servizio di tazze di porcellana nuovo. Dunque, chi l'ha da pagare? Issa, eccellenza, per giusta legge. Stai zitto tu, decido io chi deve parlare. Il padrone chi deve parlare. Pulcinella, vieni qua. È vero che hai rotto le tazze? Sì. Io questo non lo nego, il tazzo fu in rotto. Ma perché?
Se vi ricordate, fosse voi che mi chiamaste per presse, mentre io se viene a posare, ci sta, lascia tutte cose e viene a me. E io presto il video vostra eccellenza, il nostrissimo, e me la interra, e me l'ho dato voi. E chi ha detto che le devi pagare? Donna Chilla. E donna Chilla è una bestia. È una bestia. E capite che sei una bestia? Sì, sì. E tu sei una bestia tu e più papa. E io paghi! Scusate. Quando si rompe una cosa per servire a me, non bisogna pagarla. Facessi bene, Pulcinella. Ho fatto bene. E tazza e pago donna Chilla. Che c'entra, eccellenza? C'entri, perché quando sapevi che le tazze si erano rotte per me, non dovevi manco parlare. Non dovevi parlare. Che vuoi che siano 12 tazze per me? Io sono ricco, sono nobile. Non mi ci appizzo su queste musarelle. Tanara, una volta non parlava così, io no. E c'è scusate, ma allora come state dicendo voi, quando mi chiamate posso rompere qualunque cosa? Qualsiasi cosa, chi servisce a me non deve badare a niente. È stato a pensiero quieto. Ho già scassato tutta la casa. Carluccio, sei andato alla posta? Sì, signore eccellenza. Bestia! Sei una Prima l'eccellenza Sei e una poi il bestia. signore. È il figlio padre. Ah, stai zitto. Eccellenza, scusate. Eccellenza sì. E vi erano lettere per me? Eccellenza 2, per la gemisera in studio. Rindo studio, guardate, rindo studio e non mi dice niente. Va bene, vado a vedere chi vi scrive. Achille, Sì. tu accendi tutti i lumi della sala. Pulcinella, Sì. tu prepara la camera da gioco. Tutti come E tu, abbiamo Carluccio, prepara 12 bottiglie di champagne. Stasera dobbiamo festeggiare la nascita di mia figlia Virginia. Bravo. Verranno molte persone ricche, molte nobili, e tra questi la marchesa Zoccola e suo fratello. Mi raccomando, Eccellenza, meno male che ci avete avvisato. A me parla i mastrilla, che le zoccole, ma mamma ma che dici, che dici? Il marchese Zoccola è il promesso sposo di mia figlia Virginia. Mi raccomando, stasera deve andare tutto per bene, tutto in ordine, tutto deve filare liscio come l'olio. Stasera cacciamo la meglio roba che teniamo. Eccellenza, dettagliolo, faccia mettere certi formi di parmigiano. Ah, Pulcinella, vuoi sempre scherzare? Achille, poi un'altra cosa. Tu non mi devi maltrattare quest'uomo. Non mi maltrattare. Perché è un buon servitore, è un bravo uomo e poi è sotto la mia protezione. E quando io do una comanda dovete obbedire, altrimenti vi prendo a calci, sai? Prendiamo a Vi calci. prendo a calci. Vi prendo a... Fatemi passare, fatemi passare. E ricordatelo sta cosa che ha detto tuo padrone, capito buono? Denaro è capacito. Ma la trovo qua giorni che si faccio quarta e mette in terra. Di quanta superba che ha cacciata. Eppure savarli a ricordare chi era prima. Ma Dio, barone. Oh barone. Munna, quanta si porca. Tu e chi tu sei figlio, di chi lo sapota la via mi sapota, I laggi come laggi. Oh barone, erano solo a chianere. Ma tu stai dicendo, ero stai pazziando? Oh vero, Pulcinella. Oh Gesù. E quando se non sei l'auto anch'io fa tutto il sirenario? Quello là era di dire una grande... Pulcinella, tu ce lo dici o non ce lo dici, a me non mi passa manco paga. Io qua ci sto con che sentino in braccio. Ah, sì? A me un'altra piccola come sa che mi dici, io me ne vado. Buonanotte. Guarda, ma allora questo non mi conosci. Ma tu non mi conosci proprio. Hai mai sentito parlare del segreto di Pulcinella? No. Quando si dice una cosa segreta a Pulcinella, la bocca sua non esce niente. O può pure battere. Zitto, sta cosa a bocca. Hai capito? Ma qui non so la chianina. Solo a chianire. Che non la facevo guardaporta sotto a nuvola. Pa campare, non c'avevi scappa a strada non avevi capito. Quello ce n'è gridano, non tenevo l'occhio per chiamare. Era secato pure io. E come io va a essere mazzetto? Come Martillo, come Poi vai? tenevo l'occhio. Sta zitta, ma è mai possibile uno con te deve parlare per forza italiano? Gesù me l'ha detto. Era poco. Era buono, era si buono. puzzava dalla santissima fama. Non manca forse lavava, io puzzava. Viene a casa stata zitta, fatto con tuo fatto.
Io facevo guardaporto sotto a Nuvola. Sì. O primo piano c'è queste case, non mi ricordo ricca assai, stare su, non tenevano parenti, su, la notte, mentre mi ricordo con me, dai in da finestra della cucina, su un baino di persone, da attenzione, roccina, resta roba tutte quelle case lì. E allora? Allora mi ricordo, sentendo il muro, si mettette a Luca, ladri, Andrea, o barone, sentendo che subito su terra in duletto, su un baio a finestra della cucina, acchiappai un mariole che danno c'ha tanta mazzata con lo cenella mio facetta campana di Allora, chi tieni che lì in mano? hai visto no? Nato se una poeta, ma chi lascia le pure io? E si capisce. Allora mi lorda per riconoscenza dice Andrea, lascia di fare il guardaporta, vieni con me a viaggiare, io ti porterò in Inghilterra. Io lo barone rapido, tenevano un creatore piccolino 2 anni, ma con tutto che sta accettaioso. Gesù, e come facevi? O creatore rimanette una vecchiarella, danno una cosa di sorta, può crescere, capi? E partette insieme come loro. Troppo pochi tempo, la vecchiarella si ammalava e morette. Tu creatura non ti saprei a dire la fine che faceva. O certo per la cenella me, troppo duro c'hanno il barone si arretrà a Napoli carne che era Napoli. Perché un milord moretta, io facette erede tutte ricchezze. E vi che ci sei? Ra che è diventato ricco non si è capito niente più. Lo so. S'accatta una barucchia e si avviata a far chiamare barone. Cosa fissata? Tutto sto palazzetto così. Bravo! Treva la forza di sapere No. cosa fissata se va tornare a sposare? Sei sposato, infatti. Se sposai con Ceccia che teneva a Virginia che già Virginia, era già rusticella, rusticella, hai capito? bravo. No? Ma se l'ha scordata che era un solo chianello, la moglie non se l'ha scordata che era una bagliasetta. Era una bagliasetta, capito? La moglie, ma sei Dica, che se filavano ne fa tutti e due. Come? Senti una cosa. Ma perché se sei una baroliana ieri siete tutti e due? Perché chi non può avere a che fare con i parenti. Dice che sono dei miserabili, sono di bassa condizione, hai capito? Ma io tutto potevo credere a fuori che un barone erano solo a chianiere. E che non dica a fare, noi eravamo compagni veramente. Tanto è vero che Kill, quando tornai a Napoli, si va a spasso e se mi pigliava con Baccamarino. Tutto insieme, non mi ha trattato più come prima. E quando può fare una calgriata me la fa, ma io ho deciso. Io a fine del mese me ne vado, io qua non ci voglio stare più. E che me la scappa. Ma avete la io va a capisce i numeri in casa. Andate a prendere le bottiglie di champagne. Aspetta, di cazzo! Mi sono scordato, cazzo fai? Accatta scarpo capello, portancella e rigella che me ne preso. Sì, signorino, non mi preoccupate, ci pensi. Ma pare mill'anno che io venga. Scende che si ora. Grazie tante. A stamattina me l'hai ripetuto più e 100 volte. Ma io vi dico cosa? Eh. Signore, non mi regalate che mi facete via collera. E che ti saranno niente. No, ma credeva. Siete nel serenata. Metterei ai vostri piedi un regno. Ma mica un regno piccerino. Un rignone. Ma fai ridere, ma pigliato per gatto. Non gridate! No, baronessa, non gridate che la mette a dovere, sa? Mario, tu non vai stare dove era nessuno. E lasciami stare, non mi guida. I parenti mi l'hanno chiamato scovatura. Lei sono uno zano. No, signore, io non ne conosco i parenti vostri, non cominciamo. E al solito, a cominciamo. Vi ho detto 1000 volte che se vogliamo andare d'accordo non mi dovete parlare di quei pezzenti dei parenti vostri. Si sono pazienti, sono annurati. E non ci sta niente a dice. Non è vero. A prossimo mi fa compromettere, signore, non ne conosco. Ma chi è conosce, chi è sa, chi sa pure si sovviva. Qui saranno onesti, saranno quello che dici tu, ma io in casa mia non c'è buono. Ma perché? Che danno fa? Niente, non ho il piacere di trattarli. Sai che bella cosa avere a fare con un pompiere, con una stiratrice. Gesù. E poi ci scusate a te e noi parenti tu. Ma aspettate, però, io una cosa proprio la dire. Ah, che c'entri tu in queste cose di No, ma la famiglia? moglie era vostra, buonissima. Ma sta a rispondere un'altra volta che ti prendo a calci, sai? Via da calcio a me. Sì, ti prendo a calci. Però avete detto che mi proteggete. Ti prendo a calci, te ne vai, sì o no? Questa è la canela, l'origine è che voi non ci sta a fare. Signore, tu state qui a dire che tu sei i parenti vostri e vanno aiutati. Ci mi spiegate? Ma che stai dicendo? Niente. Mi stai ripassando un balletto che ha già passato. L'ha già preparato.
Ma vattene, vai, cammina, cammina. Vai fuori. Sei contento? Sei contento? Poi il servitore della casa sapevi fatto noi. Già hai colpa tu, perché se mi sono andato a chiacchiere non se ne fa rieno mai. Ah, baronessa, non mi piegate. Vostro fratello e vostra sorella per me non esistono. Io ho raggiunto una posizione tale che mi metto in scuola solo dei guardampacci. Ho vergogna solo a sentirli nominare, perché oggi tra me e loro c'è una grande differenza. Oggi? Ma chi vi dice che rimane voi non avete bisogno di loro? Oggi voi è disprezzato. Vi mettete scuola e guardarlo in faccia. Ma chi vi dice che rimane non saranno loro che si metteranno scuola e voi? Papà, io sono stata imparata a chi forse ne sapeva meglio voi, che si è menato tutto sotto a uno cielo. E che o poveri e o ricchi si differenziano dalle buone azioni. Basta, mo. Ti metti a fare tua dottoressa. Ma con chi ti crederesti a parlare? Colpate che ero un sonzale. Io sono un barone. Barone, non ti permettere a nominare papà, sa, che se no piccinella come sono, mi faccio venire a forza che sono capace di fare tutte cose. E avrà ragione, chi l'hanno non ce l'hanno menato, se no che andiamo che buono. Bravo, grazie, brava, brava. A questo siamo arrivati, questo è il ringraziamento, questo è il riconoscimento che vi ho portato a una posizione. Barone, non ti scordare che tu eri una baglia seggia. Baro, non ti scordare che tu eri non so la chiamiella. Ah, baronessa! Barone! Che cosa vogliamo fare? Quello che volete voi. Questa è casa mia e i vostri parenti non ce li voglio. A te poi stasera parlerò col marchese. Vedrò di farti sposare quanto prima è possibile perché in casa mia non ti posso più tenere. O marchese lo sposate voi, a me non mi piace. E quando è stasera ce lo dico in faccia. Cosa? Oseresti rifiutare chi lo partì? Sì, perché non mi piace, o su Rocilla. Già, tu ne vieni anche lo sangue dove ti mai piaceva un marchese. Ma te lo devi sposare però, perché ho dato la mia parola. E il barone la parola non la ritira. E che volete comandare ancora poco mia? E ha ragione, a quello non lo piace. E sta da sposare per forza, perché è ricco, è nobile e non si può dire manca che è brutto. Chi vi sta dicendo che è brutto? A me non mi piace. Quando vedo che mi attacca la nervatura, mi indispongo. Forse, nata figliola, utariariscero. Quanto è simpatico, marchese. Grazie, Quanto Grazie. è bello. grazie mia bella baronessina. Allora. È tutta bontà vostra. Sono belli gli occhi vostri. Dico come si è trovato a tempo. Barone, i miei rispetti. Baronessa, invito alla mia servitù. Ah, grazie a vostro, Marche. È trasuti da cantina. Marchese, è la marchesa vostra sorella? Ascende le scale. Come scende in scala? Invece di salire e scende. Ah, sto tagliando una zoccola con un Lucilla presa. Vado io a riceverla, Prego, marchesa, si accomodi. Prego. Eccomi qua. Alberto, ma che cosa hai fatto? Ci hai lasciato in mezzo alle scale? Ma che vuoi? È l'ansietà di vedere la baronessina Virginia. Cucinella, scosta la seggia, fai assettare la marchesa. Ma che lo sto aspettando a me, niente di me. Voglio sto aspettando. Stamattina avete mancato, non siete venuti a pranzo da noi. Barone mio, dovete scusarmi, ma per prima cosa mio nipote Vittorio è venuto a stare un poco con me. Vittorio, saluta i tuoi prossimi parenti. Signor Barone, Marchesina. Martina. A me non mi manca salutare. E poi perché è nata una seria circostanza per la quale non mi sono potuta muovere dalla casa. E qual è stata questa circostanza? Devi ingattare da porta. Quanto sono brutto tutte e tre. C'ha tutta colpa mio fratello. Dovete sapere che ieri sera è passato quello che vende le lumache maruzze. Già, quello passa tutte le sere. Ma ieri sera non so che fu. A mio fratello venne il golio di mangiarsene due. Il golio? E Matilde compriamo le maruzze. Mi mise così tanto con le spalle al muro che alla fine dissi al servitore di andargliele a comprare. Veramente me ne porto un bel vassoio pieno, Sul principio non mi piacevano.
Ma poi ne ho mangiate tante e tante che stamattina mi sono svegliata La panza tutta antufata. con un dolore di stomaco che non mi sono potuta muovere dalla casa, né ho potuto mangiare. Ah, Marchese va pure a Marruzzo. Ah, allora è stata questa la circostanza, le lumache marruzze. Già. Ma scusate, non so come vedo la baronessina, ma che cos'è? State di malumore? Forse non mi piacciono le marruzze. No, che mi fa male un poco la testa. Che peccato, proprio oggi che è la vostra nascita. A proposito, vi auguro 1 milione di felicitazioni. Grazie tante. L'anno che viene vi troverete vicino a me sposando mio fratello. E se sap, e non mi metto prima a basso. Già, è tutto deciso. Il mese entrante daranno la parola. Dobbiamo fare una festa veramente magnifica. Ma voi mi credete? Quando mia sorella dice che cos'è, io mi sento pupù. E che cos'è? Ma che avete? Niente, mi sento palpitare il cuore in un modo terribile. Ah. Figuriamoci quella sera. Morirò proprio dal piacere. E quando? Che cosa? No, dico, quando sposammo? Subito! Io aspetto quel giorno come la belva aspetta il condannato. Io aspetto quel giorno come il condannato aspetta la belva. Che preparatore! Bella, sì, che per paragone. Mia figlia ha pazziato. Sì, che le pazzie sempre. Che la pazienza da casa. Eccellenza, fuori c'è sta una signora che parla per forza con voi. Chi è? Non lo so, non me l'ha detto. È la sora vostra. Eccellenza, che ci fa? Fatti dire chi è. Subito. Sono chi, eccellenza? Madonna, ma quando l'ho avuto la manare? Voi qua. Povera sora mia, come si è ridotto? Filusina. Fatemi indietro. Signora Marchesa, Marchesi, se vi volete reparare un poco nelle altre camere, fra poco vi raggiungo. La pigliato per pecora, che lo so zoccolo, ci vanno i mastrini. Prego. Come credete? Alberto, Vittorio, andiamo? Sì, andiamo Vittorio, vai. Se Vittorio, vieni. E lasciami. Vai pure tu. No, papà. Vai pure tu. Ma perché? Tu vai pure. Ma non ci voglio. Sora mia cara. Crea un picciolino. Come vi siete fatto crudo? Se date con un bar. Ma quante volte vi devo dire che in questa casa non ci dovete venire? Questa casa è frequentata da persone nobili e certamente non posso fare una scomparenza. Baronessa, arritiratevi. Non ho pigliato per la cavalleria. Uè, tu senza carica a lungo. Baronessa e non baronessa. È Sormo che è venuto che è figlio. Non c'è una cana. Eccellenza, se sono venuto stavolta è stata per troppa necessità. Ultimamente quando stai a mi facista perché la sorte è cambiata. Io giuro che non mi ci accostavi. Bravo. Ma mo' è stato troppo bisogno che mi ci ha fatto venire da volta. Uzi, non ci abbandonato! E lui va bene! Tu tieni i soldi! Allora, ma si pulisce Madonna mia. E tu non potevi far bene per portare a prezzo. Ecco chi è là. E anche che il povero zio mi vecchio che sta per morire. Non ha già da cuccarlo. Lo tengo in capo e seccio. Ma guarda e chiama. Ma io che posso fare? Con quello che mi busco facendo la stiratrice. Non ne basta manco per lui. Io mi accontentassi pure basta che accattammi vicino a chi il povero vecchio. Frate, ma Michele non mi può aiutare. Perché fa bombino. E con quello che guadagna campa appena sull'issa. Dunque a chi mi già rivolge. Che volete capo compassione mia? Sono venuta oggi qua, non già come sono una mogliera vostra, ma come una pezzenta qualsiasi, che conoscendo ancora vostra eccellenza se lo singa cavoli ti aiutare. Sempre il solito cose, il solito scusa. No, queste non sono scuse, è lacrime mie vicino alla verità. Queste sono lacrime femmine. Beh, se non credete a me, credete a sta creatura, stanno mennucendo, non sanno mentire. Pozzo, schiatta! Ma tu che caro tieni? Forza è legnano! Ma non tiene, sangue in te veni! E come non ti muovo a compassione, posta tesoro! Ma ritto, io ora una che t'aggio conosciuta! Su, va faccia tu! Ha già capito, ha già fatto come all'altra volta, ha già risolvere al modo mio. Pulcinella! 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 Eccomi qua, pronto. Che è stato solo? Niente, pensate alla salute. Io stavo portando il primo 6 bottiglie di champagne in la sala. Poi mi avete chiamato. Io l'ho giumanata in terra per correre. E se sono rotto? Tutte e 6, eccellenza. Non si è salvato manco una.
E va bene, mo non è un momento e pensare che si cosa. Caccia fuori a questa gentaglia. Si mi dice la rossa sta vestaglia. Ma quale vestaglia? Caccia fuori a sti pazienti, a sti lazzi. Ah, vedi che quello. Signor, già così. Ma che sei? È una buona figliola. Perché non veniate voi a cercare? Ma insolente, come ti permetti? Ma tu hai caccia, signore? Scusate, ma signor, io c'è pazienza, amici. Accidenti. E voi me ne cacciate? Mo non ci so che la capa. Passate fra 2 o 3 giorni e vi darò qualche cosa. Ma io mo la giacca a vicino. Che lo povero vecchio sta di una stamattina, come faccio? Rosi, vattene, non ti incaricare, che mo ci pensi a te portare tutto quello che ti serve. Ah, faccia solo. Ah, baronessa, non dite queste cose, che mi fate infuriare. E io non so che so capace di fare. Oh, che sei capace di fare, vedi? Cacciali fuori, cacciali fuori. Ragazzi, pazienza, andiamo. Un momento. Io me ne vado per me. Non c'è bisogno che mi facciate cacciare un servitore. Già si capisce. Io sono una purella, sono una paziente e non posso stare miezza e nobile. Bravo. Ma se fosse viva marito, chi lo vecchio non morrà fredda perché non tiene una camisa per mettere. Prima resta la barona. Pure voi tenevano figlia. Pure voi gli aveva fatica pure a mangiare. Ma voi l'avete ascoltato? Già. Perché voi siete ricchi, siete nobili. No. O per un nobile non disprezzo. O per un nobile ha compassione, la miseria. E non se la piglia con una povera femmina che non può volontà sola, ma solo perché sti crocieri ha ridotto a questo stato. Allora forse mi sta sguardando cosa. Ma come si può fare una mia compassione? E una povera femmina che solo che ho destino così ha voluto, non manca poi si mettono 2 settimane così sta pure. Povera sora mia. Ma che fai, piangi? E chi ti ha dato ordine di piangere? Ah, perché mo per chiamare ci vuole lui? Ah, basta! Ma hai scucciato abbastanza mente! Io devo far squartare tutto qua! Guardala! A noi ci avete per bacca, ci ha pigliato. Quando è brutta allarme, mamma, dai. Signor, ma che diavolo è la vostra? Sei, che sei l'ultimo. È buono però. Doveva essere malamente. No, che è una buona figliola. E poi se volete, ma posso pure sposare subito su. Rosi, in orario, non so chi le pazze. No. Vieni con me che ti rompo tutto quello che ti serve. Piccini, venite cazzi, venite. Ah, la figlia, cielo torrello. Aspettate. Che è stato? Ma la date casa la vostra. Io vedo voglio sposare. A me? Beh, se ti dico una cosa, te lo faccio passare, Eugenio mi sposa. E sarebbe? Io sono vedova. E beh? E mica un marito sono. No. Io sono vedova 3 mariti. Con salute. Avete atterrato al treno, avete atterrato. Oh, prima era un bello, ma un cucchiere appatronata. Si chiamava Girolamo. Girolamo, che bello nome. Quando Girolamo. era bello, in coppa a cascetta. Perché a me non mi hai mai visto in coppia cascetta. Pure io avevo una bellezza. Un giorno padrone si accatta i 2 morelli. E la ricetta va proprio sti cavalli. Chi non aveva letto che passava a casa. E i cavalli si pigliarono a mano. Marito mi caretta, io ti sotterrata. E mi ha detto. Schiattai Girolamo. E non mi potevo accuitare. E ci credo martillo suo. Ma poi. E compagni miei, tanto me ne ricettano e tanto me ne ricettano. Cantava un anno, mi sposai in un mastro provocatore che si chiamava Liborio. Liborio, pure mi piace, Liborio. La rumena che si vestiva tutta elegante, con una catena rorolata. Tutti i compagni lo chiamavano Libo. Tu si fesse e noi no, Liborio. Non so come fu. Come fu? Noi giorno, mentre stavo un capo tutto quarta piana, l'ha avuto a capo. Io è bascia. E mi ha detto. E sta con botte che avete a fare un quarto piano fino a te. Io non mi potevo proprio accuitare. E un secondo marito, per forza. Ma poi, andiamo a 6 mesi, mi ha scelto innanzi un bello giovane che faceva portalettere. Si chiamava Tommaso. Sì, e mi scegliendo, Tommaso. Quando tornavi io chiamavo Tomma. Lei mi dovevi là, che tu? Pochi giorni dopo il matrimonio, va a consegnare una lettera, lo lascia a peso mio. Gli esce una divertita. S'appiccica una caccia di revolver, spara e poi sbaglia a girare a Tommaso mio. E schiatta pure Tommaso. Ecco qua. Si vuoi sposare? Fa una cosa, l'ultima volta che aprite un cliente pure a me, no? Che faccio? Se alza il treno atterrato, ne fa un quarto. Ci sono liberati i zoccoli. Ma che è?
Oi, C'è sta? ma voi chi siete? Essa non c'è Ma sta. chi siete? Io sono stato malato 20 giorni. E a me che me non importa. Però mo sto meglio. Ah. Voi come state? E meno male che non mi sono surata. Dunque. Ma voi chi siete? Non mi hai riconosciuto? La verità non certo piano mio, guarda, ma non mi ricordo. Io sono felice, scioscia, scioscia. Che piglio fuoco brasiere, scioscia. Non signore, sono felice, scioscia, mocca. Ah, ci capi, mo mi ricordo. Mamma Carmen, ma come è stato combinato? Ma che sta? Tu dite una faccia. Io sono stato rovinato, Sì, io sono stato per morire. Non è morto. Ma che avete avuto la terzana? No, perché? Gesù, è stata tre mani, che sta mani? Sento un po' di freddo. Sento un poco? Sì. Però sotto sto un capone. Ma io devo pigliare concorrenza, capito? Ma che capite? Sotto tengo 2 gilet a carne a nu. Ma anche se avesse detto tengo le maglie e flanella. Ma perché si dà asciutto, si non stato buono, scusate. E perché? E perché? E perché? E perché? Ah, non è venuto a morire in casa nostra, è venuto a morire. Beh, guarda, se pure fosse stato moribondo, no, io qua venivo stasera. Ha deciso, canta a morire. Io qua volevo venire, qua dovevo venire stasera, per forza. E perché era venuto qua? Come perché? Per denaro sicuramente no, perché sai perché? Perché il denaro non ne cura proprio. Io perciò sei inguaiato di questa maniera. Eppure peggio si attocca. Ah, sì? Sì, perché un galantuomo dentro, mica fuori. Io paziente. Non ne posso proprio vedere. E tu dirà la famiglia tua, per forza. Perché un malato mi chiagno proprio. E si vede uno che chiagna. Ma non ma cos'è? Pure se non lo conosci. Che fai? Mi metto a chiagliare pure io. Ma papà io lavo con lo sto. Vuoi fare prova, vuoi fare prova. Mire sì, ti metti a chiagliare, non mi metto a chiagliare pure. E metti a chiagliare quando riesci, io metto a chiagliare quando lei... Vanno a sondatello questi scarpe. No, sì, mi vanno un poco larghe. Sono poco. Che se parlano le parca a mano. No, io me le faccio fare così, sì, perché... Per quando cresci o per? No, tengo i callo. Sì, callo. No, sono callo originale, E poi mi dice un'altra cosa. Lo cappello? Oh no, il cappello mi andava a pennello, poi è venuto coso là, o scirocco, e me l'ha fatta stringere. E c'è chi lo scirocco stringe, hai ragione. E poi mi dice, come ti presenti con quale faccia tu a casa del barone combinati in questa maniera? Noi oggi qua abbiamo degli ospiti illustrissimi, abbiamo la nobiltà di Napoli, che stanno in succulento. Lo so. Ma come da prosieguo? Ma io lo so. Io non mi faccio vedere a nessuno. Su lei si mi da vedere. Sì. Ma tu, cioè per sposare devi essere così una persona onesta, no? Sì. Fammi capire, come fai a dire che sia onesta? Vuoi fare la prova? Facciamo sta prova. Dammi 100 lire. Gli puoi anche 100 lire a rongate. Dammi 100 lire. Ma quando 100 lire? 100 lire? Dobbiamo fare la prova, dammi 100 lire. Allora tu mi dai 100 lire, mi mandi a comprare qualcosa, sì. Poi chiedi e vedi se mi sono approfittato di un solo centesimo. Vai. Facciamo un'altra prova. Che cosa? Niente 10 lire a camminare. È vero, si l'hai chiuso. No, io queste cose non le ho mai fatte, capito? L'hai fatto. No, io mi contento di mangiare pane asciutto e mai di fare una cattiva azione. E comunque mi voglio fare vedere sull'ICE. Ma essa chi? Essa chi? Essa chi? Essa chi? Essa chi? Non forse va a morire in casa nostra. E poi dopo l'essere dice pure. Ma se tu parli a me mi rovini. Sì. Pure tu ma come? Giusto già chi là. Ma tu manco tu conosci il segreto di Pulcinella? Per un segretario? Faccio un signore, il segreto, a me quando mi dicono una cosa, la bocca mia non sapete esce tutto niente. quanto? Ma signore, non esce niente la bocca, ma cosa la bocca? Niente? E allora giuro che non dici niente a nessuno.
Lo giuro per quanto ti stimo. Perché tu mi stimi a me? No. E allora che giuramento è questo? E allora Fai un altro giuramento, no? che tu non puoi arrivare a breve giornate e rimani. E che cos'è questo giuramento addosso a me? Ecco chi l'ha già. Fai un giuramento serio. Te lo giuro. Sui miei figli. Ah, ma che basta, se non basta, avessero- basta. Quando uno giura sui figli è il giuramento più grande che si possa fare. brava. Tu non ti insulati? No. E figli non ti. Manco. E che giuramento è chi? Ma quando pensano non l'ha già fatto. E che giuramento vuoi fare? Mamma ce ne hai? Una sola. A tuo stanno. O Camposanto. E papà? Papà non ci manca chi è. Non ci mai conosciuto papà. Che buono. Perché? Mi devi considerare. Non è la chiamata però che mi fai chiudere una bocca lo stomaco però perché Niente. Disse una cosa. Fammi chiamare di nuovo. Posso si capezza che le fanno la paura. E me non fatto proprio perché io non tengo né a papà né a mamma. Anche tu? No, e quando mi sento queste cose mi vengono i zupponi, i pianto. E non ne ha chiamata perché ne fai voglio fare la cosa. Ma se posso sapere perché come dobbiamo fare? Giura sulla memoria dei tuoi genitori. Vai. lo giuriamo tutti quanti. Bravo, va bene? bravo. Ma quando viene guerra. Ma Rimma si venne con qualunque. Tu vai a bere alla Sono io. Vieni con me, vieni annanzi. Vieni, c'è un tasto. Devi sapere che io amo immensamente donna Virginia, a figlio barone. Ma mi stai dicendo? Che la guaglione mi ha spicciato in un focolare ambiente e non riesco a... E come ti sei innamorato di questa figliola? Che ne so io, frate mio, quella ragazza mi ingannò, mi affattò, mi magnetizzò. E con la sciabola di sparta. Ma non pazziamo, forza! Ma stavo proprio bene. La voglio bene assai. Io da quando la conosco non dormo più, non mangio più, non vivo più. Mi sono fatto che tu mi conosci più. Ma come ti è venuto per caso? Ma insomma, ma perché stai ridendo? Perché? Perché quello che sta cuffiando. Che la poi si sposa con un altro. Hanno già concertato tutte cose, hanno stabilito pure la data del matrimonio. E deve essere come contenti si sposa un zuccolino. Ma tu dici vero, pazziglio? Sto dicendo vero. E la dava. Cane! Ma morto. Non per niente più. E tu hai chiuso lui, ti stanno manendo che sta passando la voce. Arrangiai. La signorina non ti fa vedere. E vedi, A ciavare non a ciavare. tu non ti fa vedere. E la sentisi ma stai imbriagando. Senti se ti agita bugia o verità. Hai capito? Sì, cuore mio, resisti, non ti spezzare. Non ti spezzare, non ti fa vedere, capito? Ma insomma, io non so proprio il barone come ci tratta. Io non sono una donna qualunque, sono una zoccola. La marchesa Zoccola. E tu una zoccola scogli, mi pare. E poi sono la sorella del marchese, vostro prossimo sposo. Lo dovete scusare, il papà così fa, quando sta nervoso non dà orienza a nessuna. Eppure voi avete questo difetto. Io parlo e voi non mi date affatto udienza. Vi curate poco di me. Oh, vi ingannate, io curo molto la vostra persona, stai frisca. Baronessina, questa sera siete più bella del solito. Grazie, e bontà vostra. Io non ne posso più. Signori, saluta tutti. Ah sì, e chi è questo? Feliciella. Quell'antipatico. Caro Don Felice. Cara donna Virginia. Ricordo bene, questo è quel maestro che vi faceva lezioni di calligrafia. E ancora viene. Sì, è stato malato 20 giorni, è venuto e adesso sta bene, vero Don Felice? Sì, sì. Come state? Sto meglio. Anche se forse qualcuno desiderava la mia morte. Ma morte desiderata non viene mai. Anche se forse era meglio se morivo. Almeno non avrei visto quando arriva l'infamia di una donna.
Chi? L'innamorato di un amico vostro. Un amico mio. No, di un amico mio. Meglio morire che vivere in questo mondo pieno di infamie, ingiustizie e tradimenti. Ma adesso sto meglio e spero di campare tanto quanto il vostro cuore desidera. A chi sta malati la toccata a capo? Caro Marchese, Sascolò. come state? Bene, grazie. Mi fa piacere, dovete stare in allegria, perché ho appena saputo che sposate la baronessina qui presente e allora vi auguro tanti figli maschi e molta salute. Grazie. Facete credere che io voglio sposare un marchese. E che malattia avete tenuto? Forse qualche passioncella? Che passioncella, cara Marchesa, le donne sono tutte ingannatrici. Oh, non tutte però, vi è sempre un'eccezione. No, una donna ha dato prova di troppa crudeltà. Qualche vostra fiamma? No, sempre l'innamorato dell'amico mio. Dovete sapere che chi povero guaglione non aveva mai amato nessuno, non sapeva cosa voleva dire amare. E essa ce l'aveva imparata, essa l'aveva fatto lusingare e dopo tanti giuramenti, tante promesse, 6 mesi di fervido amore, che la guaglione l'ha traduta, l'ha abbandonato in mieta naviglia senza curarsi più d'essa, senza sapere che chi povero amica mia si era tutta mieta per causa sua. E se potesse sapere che la femmina lo volesse dicere in fama, per banda, ti si scordate tutta quella camaricista, ti si scordate quanto ti ci voluto bene, e con qua coraggio ti metti a fare amore di un altro, con qua coraggio ti sposa nata. Ma tu ti credi che ti sposa a chi e sarai felice? No, tu chiagnerai, come fatti chiagnere a me poverella, tu sarai disprezzato perché chi si sposa nata, vama, birbanda. Questo è quello che vorrei dire all'innamorata dell'amico mio. Ma perché vi pigliate tanta collera? Voi piangete. Su culè. Prego, zoccola. È la stessa cosa. Io piango perché volevo troppo bene all'amico mio. Aveva ragione, che lui non sa niente. Marchesa, scusate se vi ho fatto aspettare, ma adesso sono a vostra completa disposizione. Prego, fate pure il vostro comodo. Caro barone. Non venite, ma che ci facete qua combinati che sta manera? Barone, non mi mortificati, che se teneva e che se mangia messo. Tempi la casa pienino, mettetelo là in fondo alla sala, là in fondo alla sala. Pulcinella! 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 Mamma no, Carlo, eccomi qua, c'è la comandata. Che è stato sto nome? Non mi ho pigliato collera, stiamo buttando che là di stai bottiglie di champagne in casa. Qui va a chiamare le presse, io oggi me la tantella per correre da tu e c'è l'eccellenza. Chi sta nato pariollo per distruggere la casa? Adesso sono rotto. Tutte e 6, eccellenza, tutti quanti. E fa queste per la vostra eccellenza illustrissima. E va bene, va. Hai perlomeno preparata la camera da gioco? Tutto preparato. Hai messo le carte francesi, le carte napoletane, sì, le carte turche. Tranquillo. E vai là e aspettaci all'impiede vicino al tavolo. E non toccare Ma lì. non tocca Non niente, toccare fa lì. pensiero quieto. La vita di si faccio il cappuccino con i tavoli. Bravo! Torna infame! Vieni dentro con me. E voi, Don Felice, che cosa fate? Io me ne vado. No, perché statevi con noi, sedetevi qua, vicino a me. E va bene, una volta che siete venuti, accomodate. Se così volete. Ma quando mi è simpatico questo giovane, mi sposaria con tutto cuore. E così, barone, la borsa come si è portata oggi? L'italiana che ha fatto? L'italiano non lo so, però so che la borsa turca. No, vi prego. Se non volete mettermi di malumore, non parlatemi della rendita turca. Va bene, allora parliamo di teatro. Ieri sera al Teatro San Carlo. No, se mi volete far stare un poco più allegro, vi prego di non parlare del San Carlo. L'altra sera ho dimenticato il binocolo in un palchetto e non l'ho più trovato. E che cos'è? Era Ciuccio.
Era un ricordo di papà mio. E nemmeno del teatro possiamo parlare. Non parliamo. Ma bisogna parlare della baronessina. Oggi è la sua nascita. No. Virginia! Se volete che sto in mezzo a voi, non parlate di me. Oh. E allora noi di qualcosa dobbiamo parlare. Mica possiamo stare la serata qua senza dire niente. Per ragione e allora volessimo parlare in un fantarello che papà facciamo 4 sa? Sì. E parliamo dei pappi. Ma ti scusate, non se n'era nato un altro. Don Felice, scusate, ma di chi sono? Di papà vostro? Che c'è? No. Io papà non ne tengo, Marchesino. Me le ha fatte un birbante queste qua, che mi aveva promesso di farmele bene, mi aveva preso la misura, io l'avevo anche pagata, ma non ha mantenuto la promessa. Che cosa volete fare? Vuol dire che le regalerò a qualcuno che sta peggio di me. E io me le faccio rifare, così che non si ride della lunghezza e della larghezza. E non vi pigliate collera? E manca le scarpe potremmo parlare. E allora parliamo capire. Ma si sta ferma sulla Pulcinella. Signori miei, va, ma Baronessa? state, non facete cerimonia. Baronessa, era per galanteria. Che hai avuto in testa? Baronessa, vi prego, dite voi qualcosa, perché qui non si può parlare di niente. Si mettono tutti di malumore. A proposito, che è stato quel rumore poco prima? Pulcinella rotta. No, non lo sì, mamma. Non parlate delle cose che rompiamo che mi pigli conto. Vattene di là, va. Vai di là, vai. Che da rotto che lo fa sull'aria. Rotte le bottiglie di champagne. Quando mai? Non può stare niente. Ma lascia stare, oggi lascia rompere tutto. Oggi festeggiamo la nascita di mia figlia Virginia. Oggi tutto quello che ha voluto le abbiamo dato. Del resto è l'ultimo anno che festeggerà con noi. Sì, perché l'anno 21 starà con me. Sto Don Felice mi staranno non so che buttata. Che se fosse innamorato di me. Per fare a poter entrare! Ma perché non posso passare? Che sta? Che sta? Che sta? La voce è frate, ma... Basta, perché fammi passare! Che sta? E che è stato? Stanno uscendo da casa chi lo povero zio nostro, non fa un sequestro. Chi non sta tanto malato, muore per la paura. E io la faccio buono, la metto. Mica che è stato? Stanno uscendo da casa tua per fare un sequestro. Oh mamma mia, e mo come si fa? Ma insomma, ma che mi avete pigliato? Vanno tutti i carciofi. Ma che poi ti sta parlando che frato vostro? Uscite fuori, non gridate, che facete venire ai guardie? Questa è casa mia e faccio quello che voglio io. Uscite fuori, paziente, lanza. Siamo pazienti, siamo lazzi, non c'è che fare. Voi siete ricchi, scusate, ma se sono venuti in casa vostra è stato per una circostanza seria. E non ci venite più perché la disonorate. Disonore? Io non ci ho fatto mai disonore a nessuno, questo tu lo dici. Perché io mangio la fatica mia, capito? Poi si maro cacchi inglese che me lascia tutto denaro a me e allora sarò ricco pure io. Ah, basta! Fuori, pezzenti, fuori! E io me ne vado con loro. E io ti disconosco come moglie. Che è stato? Che è stato? State facendo molto, Che è stato? Che è stato? Che è stato? Signor, per carità, salvateci! Comunità, state che non toccherà la tua cosa appena sta allora ne abbiamo da rimanenza Ora questa è una risposta come si conviene a te, capito? Ma io so anche dire che c'è, poi fare chi sono, che rischia la vita a me per salvare la roba. Vieni con me, dove te la paura? E va bene. Dici te.
Il barone ci sta? Sì, signora Starinda, però voi... E chiamami, non ti mettere a paura, che una volta non ci poteva fare, ma mo sono sicuro che troppo fatte 5 giorni fa, ci tratta buono. Io lo vai a mese in fiamme. Ma scusate voi che la vita riccia. Tu tieni troppa chiacchiera, che te ne importa di sapere che la già riccia. L'ha già parlato, chiamami. Nannina, lei sta venendo un padrone. Ah, muoverete che chiesce a casa. E noi è meglio che teniamo, senta a me, va. Signor barone. Chi è? Che ci fate voi qua? Caro barone. Caro barone! Non t'azzarda giù a dire caro barone, che la faccio stare a dovere, sai? Ma con chi ti credi sta a parlare? Col frate? Ma io veramente non volevo... Ma corpo di bacco, ma quante volte vi devo dire che in questa casa non ci dovete venire? Caspita, tenete la faccia ai corni, sa? Quando un gentiluomo dice che qua non dovete mettere il piede, ma pare che basta. Ma io sto l'incendio. E che volete dire con questo? Ma siete o non siete pompieri? Avete fatto il vostro dovere. Ah, perciò siete venuti qua. E va bene, mo non tengo tempo sto per uscire. Passate fra un paio d'ore e vi do qualche cosa. Qualche cosa? Oh mannaggia! Sì, non ti può promettere. Ti stai non me niente, dopo passa nuova. Hai ragione, hai ragione. Hai ragione. Ringrazia sto guaglione, perché sennò veramente lo passavo qua. Sì, tengo tanti chili pensieri per capo, ma non te va a pensarsi in miseria. Lo vado avanti, lo vado. I traggeri, non ci va. Tu per forza sei voluto venire. E non te ne incarica. E se tu che hai, venite fra un paio d'ore e io lo servo, fra 2 ore vengo un'altra volta. E non è di che ci vorrà qualcosa, come se ci mettesse all'elemosina, mamma. Ah, se il cielo mi facesse un miracolo, ne detto io, e daremo noi qualcosa. E che miracolo va a succedere? Fammi sentire. Quando 5 giorni fa succedette, fate l'incendio. I miei hanno dormito dopo mezzanotte. E tanto che stavo stanca, appena appuiai la cama, un coppo cuscino pigliai a suona. Quando all'improvviso mi appare innanzi una bella figliola vestita tutta bianca. E mi dice, Rosina, non ti pigliare collera, non chiagnere. Pochi giorni sarai ricca. Io che ti ho biglietto ero fuoco a casa ero barone. Mi è tace tutte quelle catene, che appena non ci pensavo. State buono. Puff! E non avrete più. Fui lo suono. Sì, ma lo suono così naturale che non ti può credere. Tant'è che appena mi scetai il momento intero con l'intenzione di chiudere il biglietto. Ma non teneva manca una lira. E allora che pensai fa? Mi mette un brasiere picchio, una matarazza, 2 camicie, 3 fazzolette e 2 federe cuscine. Ti sei venuto pure cavallo e abbiamo le pezze mie. E un bambinetta mia. Babù, mamma che la fa saccato non è da moto. Insomma, tutte cose non ricavai 8 lire. Di che roba va a essere? Tanta per tanta, senza perdere tempo, bigliettato da Giacomino, postiere e facetta. 8 fuochi, 17 a riscazzi, 26 a giornate e 90 paura, mica. Non può essere che per questa combinazione vinciamo qualcosa. Lo facciamo la quindina, Rosì, noi non siamo nati per vestire fortuna. Miche, Rosì. Che sta? Che è stata? Marito ci ha fatto una cancariata. Nata E nata volta noi ci crediamo che si era cagnato troppo fatte 5 giorni fa. E invece ce l'avevo con noi che sei prima. Ha detto, venite fra noi 2 ore che avrò un po' cosa. Come se ci mettesse l'elemosina a mano. Ci ha trattato con ma pezzini. Bravo. Coraggio. Ma voi che ve ne importa, tenete a me che vi voglio bene. E fino a che te ne raggio l'occhio aperto non vi mancherà mai un morso di pane. Addio all'amore. Pure tengo fame. Voglio mancare uno. E venite con me, oggi fate una pasta e fa solo che poi innanzi al re. Mica vieni, trovi una provola, un cacio cavallo e un bello pagnello di pane. Piccini, andiamo a mangiare, venite con me. Mica invece mi avviti, va che avresti che lo bicchieriello le serve qualcosa. T'aspetto. C'è tutte quelle che fa per noi, io cielo del re. Mentre sta buono, mica vieni. Ma facciamo un presto, già che serve, se no pago 2 franchi e muso. E facciamo un sangue. Non c'è niente da fare. Gli giocatori innamorati stanno sempre disperati. Io tutti i vizi mi ci potuto trovare. Ma che il mio coviglietto non c'è stato niente da fare. Come state a fare? Ma buono che mi occupo poco tutte le domeniche, ma pure che lo poco, uscì la bocca. Ma appena piglio terno che mi ha occupato, la prima cosa mi ha fatto un abito nuovo perché questo è così faccio il cagno di scambio. Poi mi ha fatto una catena con un riloggio scielato ad essere una cazzoffa di questa maniera, una patata mi ha messo di là. Poi mi faccio un pugno di 15 giorni e mi ha dato una bella agenzia.
Ora dopo 15 giorni mi spegno l'agenzia e con quello che mi rimane ma c'è la mia bella ferrovia. O Turco piglia Ciccio, Ciccio piglia Turco, non c'è che fare. Un'altra volta, ma scende per tutto parte, si zoccola. Ma siete un'altra volta tu? O Patti ci sta. O Patti chi? E Virginia. Sì, hai sciuto ma dice che torna, ma me lo guarda, ma che brutta faccia che tiene, ma che è stato? Niente, ecco qua. Ci ho portato tutte le lettere, tutti i ritratti, tutti i capilli, sai perché? Perché? Non ne voglio più. Mamma mia, ma tutte queste lettere t'ha Sì, scritto? tutte quante stamattina me le sono lette una a una. Non so io stesso come sono vivo. Madonna mia. Mi è venuto un pianto così forte. No, però non ne ha Ah, già. così forte. No, non ne ha già, non ha già Ma i modelli un pochettino invecchiati, scusa. Perché io non avevo con lo stomaco. Io non riuscivo più a smettere, guarda qua, guarda, bellina. Questa Mi qua, capite sì, solo, visto com'è bella, ma è la prima volta che parlavano sulle stelle. È bella, È bella. è bella. Sarà pugnuta. Che sta camaretta non più di un mese fa, fama, birbamba. Ma questo non ci assomiglia. Ma non Damma è. capo, questa non è lei, questa è mamma mia. Uè, mamma tua. È mamma mia. Mamma mia. Mamma mia! Ma perché c'è pazienza? Perché se fosse viva, mamma mia, io non sarei trattato come mi stanno trattando perché tengo quei mezzi che adesso non tengo. E invece, mamma, tu sei morta e non puoi vedere quanto soffre questa povera figlia tua. Sarà appena nata fuori di non valerà mamma. Allora siete, ma pure mamma tua, moro. Moro. Mori. Mori. E chi so c'è? Si dice mori. Cosa dice? Monetti, quando ne avevo 2 anni. 2 anni, te la stai vicino. Sì. E papà? Papà non lo conosco proprio. Come a me. Me lasciava una vecchia. E sta vecchia mi dicette che papà era partito molto lontano, era andato a lavorare. E essa mi ha detto sto ritratto di mamma. Ma mi ha detto pure la vecchia. Erano in strada. Io tenevo 6 anni. Ma lasciava mezza una vita, e la polizia mi ha detto l'indosso. Là sono stato fino a 9 anni fa. Ma papà tu come si chiama? Che io conosco, non so né nome né cognome. Oh mamma mia. Ma tu non vai per so shampoo, scusa. Sciosciamocca è un contrannome che mi mettete nei compagni miei in dose raglie perché io stavo sempre con la bocca così. Ci capatanno mi doccia. E invece Felice mi chiamava vecchio perché diceva che io dovevo essere felice quando mi facevano questo. Ho capito. Fama! Birbanda! Assassina! Non la voglio vedere più! E poi buona, perché una femmina che si comporta come se comportata essa, a così, ma merita di essere trattata. Bravo! Ma che stanno dicendo? Marchesa, prego, accomodatevi! Senti che sta arrivando con cruni. Ma fortunata a votarla, se la cadrete, ma fuori! Vieni a cancello, ci trovo a mia esame. Aspetta, non stiamo. Prego, Marchesa. Oh, it's pure. Accomodatevi. Grazie. Vittorio, grazie. Accomodatevi. Il barone mo proprio è uscito, ma trica poco, mi ha dato ordine che chiunque venisse l'avesse fatta aspettare. Va bene, aspetteremo un poco. Beh sì, faremo un po' di conversazione con la baronessa e la baronessina. Certamente. Cinese sta pure sposa. Come volete così fate. Permettete? Prego. Ne servo, dimmi una cosa, la baronessina che fa? Ma pare che stava facendo la casetta. La baronessina fa la casa, ma che dici? Ma non vedi che quello scherza? E chi l'autorizza? Chi ti autorizza? Ha ragione. Un figlio servitore che si permette di scherzare con me. Adesso vado io dalla baronessina e sappi, appena sarà mia moglie, tu in questa casa non ci starai più. Vedete un po', un figlio servitore che si permette di scherzare con me col marchese Zoccola. Non ti permettere più che ti prendo a calci, sa? Prendiamo a calci. Hai ragione Vittorio, lo prendiamo a calci. Andiamo, zitto, e non rispondere. Andiamo dalla baronessina. Un vile servitore, vicino al marchese Zoccola, non ti permettere più, sa?
Capito il zucchero? Ma io non ho un metro e mezzo roba se permette di fuoco fare io ma volessi sapere una cosa appunto però, Se ci stava la gatta presente qua, faceva tutto sta moino. E che c'entra la gatta? E c'entra? Perché quello se lava lì, pigliate per coppa a noce lo cuore e se lava di ammuccata. E perché? Ma come? Io devo fratellina a zoccola, quindi ne ho zoccolino con rissa. Come sta a mangiare? Ah, basta, ma che lazzarone! Vai a dire subito alla baronessina che sono venuta a farle visita. Subito, guarda subito. Insolente, che insolente che sei. Un patello d'uomo a che stai? Sì, ma me ne vado pure io. Oh, caro Don Felice. Ma ha visto? Cara Marchesa. Ma quando mi è simpatico sto giovane. Dove andate? Devo andare a fare un servizio importante, permettete? Aspettate un momento. Non è buona educazione lasciare una giovine da sola. Allora mi era giovane. Veramente vado di fretta perché ho un amico che mi aspetta, con permesso. E fatela aspettare un altro poco. Accomodatevi. Devo dirvi una cosa. Là sempre mi deve accomodare. Sì, Chissà che padrona avevo. Voi siete maestro di calligrafia, non è vero? A servirvi. A favorirmi sempre. Mamma mia, quanto è brutto. È bravo. Grazie. Siete proprio un simpatico giovane, Grazie, sapete? grazie. Voi casa mia la conoscete? Mai avuto il piacere. Io abito Un manicomio. in via della Zecca numero 17. E tu una zecca mi pare. Vorrei che voi mi veniste a dare lezioni di calligrafia. Sapete, ho un carattere così brutto. Suo carattere. Ne una d'ambra e sa vincere io. Per 8 lezioni al mese, quanto vi devo dare? Vedete, ma non ci arrivate che vi in terra, no? Sì, certo. Ma parliamo di noi. Sì, parliamo di... Per 8 lezioni al mese, 8 quanto vi lezioni. devo dare? Ma voti così, mi ha dato tempo. Io mi prendo 5 lire a lezione, però visto che voi siete della casa, me ne prenderò 4. Ma che 4 e 4? Voi meritate 100 lire a lezione. Voi siete troppo buona. No, voi siete buono. E che bella mano ci avete. E come bianca. Regà, Marchese si è innamorata di me. Ah, Marchese insieme a Funicilla. E che staranno dicendo? Insomma, io non voglio portarla a pelle lunghe. Sono franca e chiara. Chiedo se ho sti due. Ho bisogno di dirvi una cosa che non riesco più a celare. Capito? Virginia là. Che sto momento che ci fa raggiare poco? E sarebbe questa cosa? Vedete, io sono vedova da 19 anni. Ci capi? E non ho mai più pensato di sposarmi a causa di mio fratello, perché non voleva rimanere da solo. Ma adesso lui si ammoglia Ci capito? e con me non avrà più nulla a che fare, perciò ho pensato di risposarmi. Fate benissimo! Fino adesso non mi era capitato nessuno e quasi non ci pensavo più. Ma adesso cosa volete che vi dica? Da quando mi ho visto il mio cuore ha cominciato a palpitare. Tutto brucio. E quindi fino adesso non avevo il coraggio di dirvelo. Adesso ho cominciato a pensarvi immensamente. Non avevo il coraggio di dirvelo, ma adesso ho trovato il momento e ve l'ho detto. Capitale, chi si può piazzare? Ditemi dunque, se anche voi avete piacere di sposarmi, ed io vi farò padrone di tutte le mie ricchezze. Cosa ne dite? Baronessa. Sì. Non so io stesso che dirvi. Ma- Sì, Marchese, scusatemi, sono un po' imbambaruto, guardando. Voi siete stata sincera con me? Sì. E allora pure io devo essere sincero. Sì, io vi amo. Vi amo con tutto il cuore. Avete una gire che innamora. Sì. E quindi se voi mi sposerete, io sarò l'uomo più felice del mondo. Quanti assassino! Allora siamo perfettamente d'accordo. Io vi amo, voi mi amate, saremo una coppia veramente invidiabile. Non appena sposerò mio fratello. Quando ci chiude i cavalli. Mamma mia, subito dopo sposeremo noi. Sì, subito. Che bene che mi voglio. Signori, questo matrimonio sarà una sorpresa per tutti. Perché poi una sorpresa? Perché poi una sorpresa? Perché non avete fatto sapere niente a nessuno. È stato un amore platonico. È stato un amore platonico. E adesso ci siamo svelati. E adesso ci siamo svenati.
svelati. Brava, a così si fa. Signora Marchesa, domanda a dicere a mamma che è andato un momento da lei. Vado. Felice mio, tu permetti? Sì, vero? permetto. A breve ci rivedremo. Mamma mia, brevissimo. Vai, amore. Io vai. vado. Vai, amore. Vado. Vai. Io vado. Vai. Ah. Non sia tua. Brava, hai fatto proprio una bella pensata di sposare una vecchia che è la maniera. Ah, io, tu ti sposo Marchese. Che non dura 3 mesi, tu dici? Sì, ma sposo, perché hai già capito quanto si birbanca. Guarda, ti so birbanco. Tu ti sposa nato. E perché papà così voleva. Guarda, basta, ho inteso troppo 5 sere fa. Non caccia scusa, tu appena sentito che quella vecchia ti fa padrone di tutte le ricchezze soia, subito hai Guarda che io non sono mai andato appresso al vil denaro. Basta, vattene a casa e non ci trassi mai più. Va bene, me ne vado. Non c'è bisogno che me lo dici tu. Me ne vado. D'altronde, che ci resta a fare in sta casa? Una volta venivo a farti lezioni di calligrafia e appena traseva a quella porta si stava male, subito mi sentivo meglio. Se non avevo mangiato mi sentivo subito sazia. Sì. Ma adesso che vengo a fare adesso? Che vengo a fare più? E quando voi mi diceste che mi volevate sposare, mi amavate, io pensai, Virginia mi va bene, Virginia mi vuole sposare, e se mi sposerai sarà l'uomo più felice della terra, e non mi stancherò mai a stare vicino, giorno e sera. E mentre mi facevo tutti questi conti e condicillo, tu che fai? Ti sposerata, una donna! Non sono morto perché il cielo non ha voluto. E che volete fare? Era destino. Ecco qui. Ti ha già portato tutti i capelli, tutti i ritratti, tutte le lettere. In questa casa non mi vedrai mai più. Mi mandate i capelli e le scarpe trattandomi con mano pozzente. Ecco qua. Ora pure questo. Mi lascia. E in questa casa non mi vedrai mai più. Mamma mia, chi la se ne chiude che niente che la maniera, ma vuole che non ci vede più. Virginia! Ecco voi chi sta memo. Ma io non so come vi vedo. Pensate che fra breve saremo marito e moglie. Come già fa? Se io mi hanno a chiamare. Ma che cosa vi è successo? Chi la si è pigliata con le che la maniera. Poveri che non ci vede più capo, ma che là ci scrive una lettera. Ma se vi serve qualcosa io sto qua. Sì, a così ha già fa. Va che là e lo scrive. Se no a chi lo vede nata malattia. Virginia! E chi te vennaro da me? Non ci avete più che si ta causa e tutte guai mia. Iata venno. Non ci vedete più. Iata venno. Virginia! Dai, rinda sta casa. Non c'hai da trasì. Me la vita scurda. Non ce la faccio più. Io sono colpa e che ci ho fatto io a questo? Che cannelle? Una fotografia, una femmina. Non falito. Ma che facete? Voi scordate le scarpe e ho capito. Guardate, me l'ha scurdato il candello. Guarda. Barone, ho trovato questa fotografia, la conoscete? Ma Virginia! Ma che sia? È abbonarmi alla mogliere mia. Ma tua moglie? Questa è mamma mia. Mamma tu? Ma allora tu? Allora tu sei quello piccinino che hai lasciato a Catarina? A Catarina, ma allora tu sei. Ma scusa, ma tu non ti chiami Felice Sciosciamù? No, io mi chiamo Peppiniero. Peppiniero? E allora è, figlio mio! Papà! Achille! Carluccio! Comandate, ce l'è. Chiamate a tutto quanto! Chiamate a tutto quanto! Subito ce l'è. Figlio mio! Chi è papà? Faccio cercare la Sinta! Papà! Che è successo? Che ci chiamava così? Che è successo?
Una grande notizia! Ho ritrovato a mio figlio Pappaniello! Oh, sì, veramente? E chi è? Eccolo qua! E io l'ho trattato di quella maniera! Ma mo te faccio re come te combini! Mica Cencio! Che fortuna! O cielo mi ha voluto aiutare! Oggi mi dà quaderni 60.000 piedi! Che certo! Ha pigliata! Ha visto morire! Hai morto 60.000 piedi! Le società, più poco! 40.000! Arrostati, più poco! 100.000! E chi l'ha visto? Ma quanto è visto? Ha fatto l'ambro! E invece ci fa da quaderni! E te la sorte, perciò! Però, mo da parli da una risposta come si conviene. Tu dicesti che facemmo disonore a casa tua. E beh, ti giuro che noi qua non ci accostammo mai più. E chi l'ha fatta la quaderna? No, ma sta insieme. Io mo per la felicità che ho trovato a Pappaniello a mia figlia, voglio ritornare a essere come una volta non solo a Chianiello. Al diavolo l'aristocrazia! Signori, ho da dire una cosa in pubblico. Don Felice mi ha fatto una dichiarazione d'amore e se il barone acconsente, presto ci sposeremo. Sì. Pappaniello, ma che fa? A chi, papà? A me non mi è piaciuto viaggiando con treno merci. Io voglio bene a Virginia, a figlia vostra. E ma volessi sposare? Ma tu ti hai sposato con me? Tu culo è stata zitta! Facci trasire il gatto, sa! E a te ti fa piacere? Sì, papà, lo voglio bene assai. È un matrimonio nuovo! Poi invece ti metti che la capo in due mastrille, si te stai zitta! Questo è troppo! Basta, andiamo subito via da questa casa. Non ci metteremo mai più piede. Allora vi sposerete e vivremo tutti quanti insieme. Formeremo una grande famiglia. Al diavolo la superbia e l'avarizia. Bravo! Mamma, quanta volte siamo state di uno perché non c'è voluto una nuorse pane. Ne motiamo Ma noi siamo vincerilli e che sti cose non ne sappiamo fare. Barone, è una cosa da laggere pure io. Bravo. Il passato ti serve da lezione. Vedi, l'essere a domandare ricco, nobile, non è che un caso, ma poi sono le azioni, le virtù e l'onore che formano sulla faccia della terra un vero gentiluomo. Bravo! E sì, pure voi ha pensato come la pensi. Ma ci lanciano per io. Ma ci lanciano sentire.
Noi abbiamo chiuso la serata, però c'è da completare la richiesta di un gruppo di famiglie che vanno sempre soddisfatti nelle loro esigenze. Vuole dire la poesia di Natale. Io prego di ascoltare. È nato il bambino nella capanna, veglia Giuseppe, veglia la mamma. Nel cielo appare la nuova stella che annuncia al mondo la gran novella. Gli angeli cantano in una schiera, risorgi uomo, risorgi e spera. Che ti porti luce e amore. Bravo! Vuole dire? Un dono speciale, quest'anno Natale mi ha fatto un bel dono. Un dono speciale mi ha dato dalle dia, canzoni trattate di gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole, sorrisi, nei miei nuovi amici. Nei vecchi regali non voglio più niente, o voglio razzette. Ci vogliono i soldi, ci vogliono i soldi. Questa novella che portiamo a tutto il mondo è di tutte la più bella, è fiorita dal profondo. Nella stalla, ecco, ora è nato un dolcissimo bambino. La Madonna l'ha posato sulla paglia, poverino, ma dal misero giaciglio già la luce si diffonde, già sorride il divin figlio, ed il cielo gli risponde. Quel sorriso benedetto porti gioia ad ogni tetto. Brava! Ma la dico, no. C'è Teresa che deve dire qualcosa. Grazie. Vai Teresa, Buonasera a tutti. Dunque la nostra è una compagnia a scopo benefico e chiaramente noi abbiamo, con il risultato dei nostri spettacoli, facciamo insomma le nostre cose, però adottiamo dei bambini a distanza e con questo spettacolo vorremmo costruire un pozzo in un villaggio del Togo. Ovviamente l'acqua è importantissima, sappiamo che cos'è per tutti noi. Fuori troverete dei calendari, un contributo per tutti quanti, ci fa piacere per aiutare chi è più povero di noi. Assolutamente volontaria. È volontariato. Si tratta di un villaggio di 400 animi che sono sprovvisti completamente d'acqua e loro si approvvigionano approfittando quando cade giù la pioggia dal cielo e fanno le loro riserve che potete ben immaginare non bastano a soddisfare poi tutte le esigenze e infatti loro, approfittando anche delle irrigazioni dei campi limitrofi, raccolgono quello che possono raccogliere con tutte chiaramente le conseguenze che ci possono essere, perché acqua infetta, malattie e vabbè. I soldi verranno portati da un nostro amico medico, quindi siamo sicuri che arrivano a il contatto è diretto, non ci sono intermediari e il calendario costa 5 euro. Grazie. Noi vi ringraziamo per essere venuti qui questa sera, per averci applaudito. Che succede? Tina, vabbè. Volevo dire una cosa, io un applauso ve lo chiederei, perché tutti questi costumi che vedete, che avete visto nel primo atto, sono stati realizzati da Teresa Pagnotta, lei da sola. Grazie a tutti voi, grazie a tutto lo staff del teatro. Vi ricordo che nel mese di febbraio, il 2 e 3 febbraio, quindi fine settimana, e 9 e 10 febbraio, la compagnia stabile del Teatro Izzo, con la regia di Ernesto Punto, rappresenterà La Fortuna con l'F maiuscola. Volendo, uscendo, ci sono Alessandra e Michela che possono già prendere eventualmente delle prenotazioni. Buon Natale, felice anno nuovo! Buon Natale!